Amici della divisione, buonasera e benvenuti da Lorenzo Savi. Questo è il Pala Lavinium, questa è Pomezia. Pometini a caccia di continuità, Mantova in cerca di un po' di luce per uscire da un buio che dura ormai da 4 partite. Fortitudo Pomezia, Mantova calcio a 5 è di fatto lo scontro diretto che chiude la 10ª giornata della Serie A, quinto. Michelangelo l'ha mossa, siamo tornati di qua da Matteus che va in banda, Matteus passa! Destro al lato con la giocata in banda di Diaghigno, torna sul piede forte per poi cambiare lato su Michelangelo, entra nel campo, pensa anche alla conclusione, serve un ottimo riflesso di Casassa per spedire il pallone in angolo, arriva Matteus su metà campo, Cabeza va da solo, riesce a passare Cabeza, poi Moliterno con riflesso decisivo anche lui, da una parte e dall'altra la stanno decidendo i portieri fin qui. Sta arrivando Ceccato, arriva poi Mascherona con la punta, pallone che rimane lì, occhio al contatto giudicato falloso, calcio di rigore in favore del Mantova. C'è il fischio, parte Cabeza, centrale col piatto, tanto che basta per batter Bonci, mandare avanti il Mantova. È cambiato il parziale a Pomezia, al Pala Lavinium passa il Mantova e la sporca un po', poi Diaghigno passa nel traffico, fa tutto da solo, Diaghigno, Matilar e poi Diaghigno a porta vuota si divora il gol del pari, riesce a giocare vicino su Cabeza, palla alzata alle spalle di Matteus, arriva Wilde al termine della prima frazione, Misael con la palla alle spalle per Cabeza, Misael doppia suolata, ha cercato Taurisano, il pallone però è regalato a Matteus, guarda la porta e calcia, mamma mia Casassa cosa ha preso. Un minimo errore può costar caro. Dudu con no look da Michelangelo, Casassa ha preso anche questa, si defila Matteus, Bueno passa, scavetto col destro, molto dolce il tocco sotto del numero 11, impreciso però, con Dudu che scodella per Michelangelo, non se la sente di calciare subito, poi va col sinistro, la gran giocata del 14 che non calcia col destro per farlo benissimo col sinistro, ha trovato il pareggio alla Fortitudo col suo uomo migliore. Leleco a memoria, Cabeza è scappato alle spalle di Michelangelo, forte parata Moliterno 2 volte, Leleco che alza il solito pallone per Cabeza al volo, a centimetri da un gol bellissimo Cabeza. Michelangelo trova Bueno in banda, poi va a calciare col destro, altro maxi riflesso di Casassa, lascia Wilde, doppia solata, Mascherona col destro, Moliterno si distende e para Diaghigno, Bueno rischia di perderla sull'arrivo di Wilde che sposta e calcia Wilde, piega la mano a Moliterno e di nuovo avanti il Mantova col gol del numero 13, lucido nel rubar palla, la giocata che vale per ora il vantaggio. Michelangelo, giusto il tempo per smentirmi, al volo col destro sotto le gambe di Casassa, ancora il numero 14 ha pareggiato nuovamente la Fortitudo. Ora Cabeza pensa alla conclusione, si distende Moliterno e para, infatti è così, palla per Michelangelo, la tripletta personale del portoghese, la ribaltata la Fortitudo. Arriva prima di Ceccato, poi Misael col controllo, elude il ritorno di Matilara, va in porta e Moliterno in 2 tempi riesce anche a bloccare. C'è il fischio, vediamo Matteus se andrà direttamente in porta e così toglie le ragnatele Matteus e porta sul +2 la Fortitudo, destro potente e preciso, davvero imparabile per Casassa che ci ha messo la mano ma non è bastato. 4-2, chiuso in angolo da Matteus, riesce a uscire e trovare una traccia per Wilde, poi la porta è vuota, Matteus ha breccato, Matteus ha calciato, Matteus ha fatto 5-2 per la Fortitudo. Fa tutto Matteus, fa tutto benissimo, prima la chiusura e poi la conclusione verso la porta vuota.
ancora Misael vicino, Leleco orienta, scarico su Wilde che sposta e calcia, c'è ancora vita, c'è ancora partita, è vincente il mancino di Wilde, 5-3, ha fatto tutto molto bene Wilde, spostato e calciato precisissimo all'angolino. Titoli di coda al Pala Lavinium, la Fortitudo Pomezia ribalta il Mantova e vince 5-3, guadagnando 3 punti importantissimi.